Bravo Lang! Score! Dai, non avevo premuto il record. Vabbè, Beukema di Lorenzo Politano. Già vedo degli accoppiamenti un po'. Vedo Lobo su Cialanoglu, non Elmas. E Beukema che sale su Zielinski. Vediamo se è confermato. Male che me ne ha già accorto, si facendo tutta la reaction senza registrarla. Molto bene. Ho detto anche una cosa in quei 2 minuti, non ve la ripeto, me la tengo per me. L'ho detta agli amici bellini del gruppo. Bravo Scott! Dov'eri? Bravo Elmas. Poi Højlund! Madonna mia Sommer! Vabbè, fuori gioco. Si era intuito che era fuori gioco di Lorenzo. Anche se poi se non la prende è attivo lo stesso. Vabbè. Dai! Vabbè. Ma lo sappiamo, non è nemmeno una cosa strana. Bravo Juan Jesus. Cambiare subito l'audio. E chi vi accusa? Oggi non vi accuso proprio. Vai Højlund! Come bravo Akanji. Eccolo! Mamma mia l'inserimento. Spina, bravissimo. Scott. Gioca Lautaro, alzati. Siamo belli alti in pressione, in recupero palla. Bene. Occhio Scott. Maro Di Marco. Qua come ha fatto a metterla in quell'angolino? Come ha fatto? Così diventa un po' difficile, McTominay. L'ha persa lui a centrocampo. È un gol bellissimo, non si può dire altro. Vabbè, stavedi bene. Sono aggressivi loro, E vi dirò, il Milan gli ha dato secondo me un boost, perché se ne scappano proprio così. Pure il Milan che non vince con la Fiorentina. Vabbè. Qua secondo me qua già si sta rischiato, Lo dico con massima onestà. Se fosse successo a noi, penso che staremmo urlando. In effetti, rivedendolo, è Thuram che se lo stropiccia prima, quindi si cancella. Beukema! No, dai, però. Ci stanno prendendo in qua, ci stanno. Calma, dovete stare calmi. Non devo perdere. Vai Politano, per esempio. Buona l'idea. E anche Matteo Bonetti non si può ascoltare. Mi volete dare l'opzione di ascoltare solo lo stadio? Manco lo stadio si può ascoltare. Non mi piace il calcio. Non mi piace. Bravo. Ma dai, calma. 10 minuti di panico assoluto, proprio calma. Molto bene, Højlund sta giocando benissimo di sponda. Vai Spina, che non è nessuno. Elmas assist di per McTominay. Bravi. Non siamo morti. Il gatto dobbiamo vederlo alla fine com'è. Calma. Bravo perché è là che la vinciamo. Spina Luis Enrique, è là che c'è il mismatch. In tutte le altre zone è difficile. Spina, Elmas, Højlund. O meglio McTominay, che non so come ha fatto ad arrivare lui là. Ah, ma perché c'ho McTominay contro? Fammi vedere. Ce li ho tutti contro. Ah, grande Scott. Vai, 0-0. Errore tuo, gol tuo. Quando Zielinski sale molto diventa di Beukema, altrimenti lo prende Lobo. Però è dura. Gli accoppiamenti sono un po' difficili. Che è successo? Perché quello sta morto a te? Che è successo? Non mi piace lo botka così alto su Cialanoglu. Che vi devo dire? Non mi piace. Bravo Scott! Profitta! Ah! Occhio. Bravo Scott. Dai, si è ripreso McTominay. Si devono innervosire, ve lo dico, quello che si devono portare più a lungo possibile, in modo tale che devono sentire quella sensazione, ma manco questo scontro diretto. Questa è l'unica cosa, devono andare all'innervosimento. E poi noi sui nervi, con i nervi più calmi, perché siamo gli underdog, perché non c'è problema. Ste rimesse laterali che sono dei calci d'angolo. Fair play da parte di Barella, piace. Si vede quando un fallo, anche se è fallo, non è cattivo, si vede, si avverte. Occhio, Juan Jesus, occhio! Bravo Juan Jesus, bravo! Attenzione di Lorenzo, attenzione!
Bravo Scott. Lautaro, niente proprio qua. Se non trovi il corpo di Rachmani, cadi. E ti è mancato l'appoggio, dai. Allora è fornuto Beuke. Perché Zielinski. Adesso lo vedete anche voi. Doveri sta fischiando poco, ragioniamo. Beuke, ma che esulta per il retropassaggio di Di Lorenzo. Proprio un bambino. Zielinski chi so piglia, dai, vedi il problema. Vedi il problema, Maron. Bravo Savic. Bissek. Bravo Højlund. Controllo orientato che sembravi Zielinski. Lobo, occhio. Bravo. Spero che mi mettila bene. Ancora. Va bene. Non mi fanno impazzire quelle marcature che abbiamo scelto, ma me le posso spiegare e ne abbiamo parlato live o domani nell'analisi tattica. Dai! Calma. Serve calma. È scivolato! Bravo Elmas. Vai, Spina. L'aveva fatto il movimento Politano. Dai. Il passaggio è passato. Vai Højlund. Non ci voglio pensare, non ci voglio credere. Rendetevi conto che quello di Di Marco è questo a fil di palo. Ha preso il palo, Vai Lobo. Højlund ha fatto una magia, eppure fallo, ma andiamo di là. C'è Di Lorenzo a capo 0-0. Bravo Rachmani. Beuke, ma svegliati. Bravo Elif. Beuke, ma gli hai dato una palla difficile a Lobotka. Difficile. Bello peccato. Vai Politano. Buono. Højlund è diventato proprio Romelu Højlund. Vai! No! Sliced. Di Marco sliced. C'è un momento di alto spettacolo, Bonucci col braccialetto dell'Inter, Politano che fa i palleggi con Kivu. Ragazzi, dai, sicuramente sto più in tensione io che loro. Cambio, chi è? Højlund, pure col destro, bravo Spina. Højlund. Incredibile poi, subire il fuorigioco, subire il contropiede no. Bravo Juan Jesus, ma era fuori gioco, ma subire il contropiede no, perché mo stiamo tenendo noi il pallone dall'inizio del secondo tempo. Bravo Beuke, che è salito per il fuorigioco. Mica male questi scambi, vai. Non lo mollare Spina, non lo mollare. Cialanolo. Capigliato Lautaro. Bravo Rachmani. Fuori gioco? Non c'era, stavolta Beuke ma l'ha tenuto in gioco. No, nata volta di Marco. Bastò. Madonna mia. Se Mkhitaryan l'ha anticipato a Rachmani è rigore. Step on foot netto. Non c'è dubbio proprio. Sono rigori ridicoli che ogni tanto danno, ogni tanto no. Lo step on foot c'è, che ci vuoi fare? Antonio, che stai facendo, Antonio? Però questa è una scena che mi dovete fare subito il clip, non perché Conte così, ma perché contro Colombo, che Conte che urla in faccia al piccione vergognatevi, che è una somma di cose generali, si può usare per tutte le occasioni, no? Piccioni, vergognatevi, ma nel caso specifico non si può dire niente perché sta un po'. E cavaggiari, abbiamo cominciato un bel secondo tempo, palo gol. Credetemi, sto più incazzato perché Conte ha perso la calma e ne diranno di tutte, quando invece per una volta mi sembra proprio che ci sta poco da protestare nel caso. Cioè, se tu stai in panchina quella roba là, a meno che non hai visto un'altra inquadratura su un mini iPad, ma la palla non la prende, raccomando. Adesso lo puoi mettere Lang, nel senso che io sto ragionando su tutta la partita di Beuke, ma che capisco per una questione di marcature, però adesso levi Beuke ma metti Lang, abbassi un po' Elmas e c'hai parità numerica, devi giocare a 4. No? Lang per Beuke.
Bravo Juan Jesus, arronzalo, almeno non lo voglio vedere insegnare. Comunque stiamo ancora 3-4-2-1, perché Elmas sta a destra, non è quello che volevo io, però speriamo che... Io volevo proprio 4-3-3 adesso, a centrocampo McTominay, Lobotka e Elmas contro i loro tre, e i tre contro i loro tre difensori. Accetti l'1 contro 1, Anche se forse ci sto ragionando, perché mo devi tenere tu la palla e quindi puoi sovraccaricare. Metti una bella palla a Elmas. Bravo Lang! Scott! Sì! Bravo Lang! Ci ha creduto sul cross napolitano, bravo! Sì, innervosiamoli, sì! Bravo Lang, che non ha fatto uscire quel pallone. Il gol che fa Scott mica è banale. Elmas va a pigliare il pallone. Elmas è andato a prendere il pallone per giocare subito. Scott sta urlando, dai, ci credono. Polità, la tenevi la palla. Bravo Højlund. L'hai fatto. Avete visto che Elmas voleva battere subito e Politano ha detto no, calma. Entusiasmo contro esperienza, non lo so. Vai Lang, ma non l'ha toccata però. Si è buttato lui perché era finito il campo. Che schifezia. Che brutta gente. È arrivato il giallo per Juan Jesus, diffidato e ammonito, squalificato. Polità, ti sei squagliato, su Bonni, maronnami. Il palo. Mkhitaryan squagliato. Lo spinge, però sul contatto spalla a spalla, onestamente. Occhio alla spizzata, primo palo, la palla a rientrare. Occhio. Pasquale, piano, piano. Piglia Spina. È incredibile, ogni rinvio Højlund riesce a mettersi davanti al difensore. Che bravo. Però la potevo buttare in mezzo, non fa niente. Non vogliamo morire, non siamo ancora morti. Con grande orgoglio, con grande dignità risaliamo la corrente. Bravi, bravissimi. I like.